Amici all'ascolto, buon pomeriggio. È l'ultima chiamata per i protagonisti della Lega dell'Europa occidentale della Coppa del Mondo di salto ostacoli. Alla Brabanthallen di 's-Hertogenbosch in Olanda si disputa la 12ª conclusiva tappa di qualificazione per la finale del circuito più prestigioso di concorsi al coperto. I giochi sono quasi fatti, ma qualche cavaliere cerca ancora punti preziosi da questa categoria mista di cui vi offriamo un'ampia sintesi. Siamo nel corso del tracciato base, al termine del quale i binomi senza errori sugli ostacoli e nel tempo accordato si sfideranno nel barrage decisivo. In campo per l'Olanda la giovane Suzanne Tepper in monta Wish, una femmina di 10 anni di origine olandese. Fino a questo momento soltanto due i qualificati: per la Svezia Molin Barrière Johnson con Tornesch e per la Germania il giovane David Will in sella a Colorit. Intanto l'amazzone olandese ha già commesso il suo primo errore. Siamo a 3/4 di percorso, un tracciato ideato da un direttore di campo esperto, non potrebbe essere altrimenti. Si tratta dell'olandese Louis Koenigs. Conclude la sua prova più che discreta Suzanne Tepper. C'è anche un'infrazione sul tempo, dunque 5 le penalità complessive in sella a Wish. Dicevamo dei percorsi netti nel tempo di Molin Barrière e di David Will. Ha già completato il suo percorso anche l'unico rappresentante italiano a 's-Hertogenbosch, Juan Carlos Garcia in sella a Prince de la Mar. Ha commesso 4 errori, 16 le penalità per il binomio azzurro. Ora l'esperienza di Ludo Philipp Paers per il Belgio in sella a Challenge Beginhacker, cavallo di 11 anni. Per questo percorso base 13 ostacoli ma 16 salti, comprese 2 combinazioni, una gabbia che troviamo al numero 11 e una doppia gabbia inserita al numero 7. Vi ricordo che l'altezza massima degli ostacoli è di 1,60 m. Fin qui, senza divagazioni, il percorso di Ludo Philipp Paers, che affronta senza danni anche la doppia gabbia. Quadrato anche Olivier Philipp Paers, che aveva ottenuto 15 penalità in precedenza in sella Cabrio Van de Heffink. La seconda combinazione prevista, la gabbia in bianco e azzurro. Ci avviciniamo al termine del percorso. Un verticale che ricorda i colori della bandiera olandese. Si qualifica anche Ludo Philipp Paers, terzo qualificato insieme a Molin Barrière e a David Will. Ormai Molin Barrière, l'amazzone svedese, è una realtà di questa disciplina. Invece a sorpresa si è qualificato il 24enne tedesco David Will, abbastanza noto nel suo paese. Certamente non è un cavaliere tedesco di primissima, ma è ancora giovane e dunque ha la possibilità di mettersi in mostra, di proseguire il suo pomeriggio dopo il bel netto ottenuto sul percorso base. Ora per la Finlandia Malliu Mallat con Urjeven van de Helle, uno stallone di 16 anni e di origine belga. Già disputate le tappe di Oslo, Helsinki, Lione, Verona, Stoccarda, Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Zurigo, Bordeaux. Ora 's-Hertogenbosch, quindi la finale dal 24 al 28 di aprile
in terra svedese, precisamente a Göteborg. Dalla Lega dell'Europa occidentale scaturiranno 18 finalisti, che potrebbero anche essere di più in caso di qualche forfait. Concorrenza spietata nel vecchio continente. Per un attimo anche due nostri rappresentanti hanno sperato di poter accedere all'atto conclusivo di questa manifestazione. Niente da fare per Luca Maria Moneta e per Emanuele Gaudiano, che hanno raccolto 17 punti. Non abbiamo lasciato il segno in questa edizione della Coppa del Mondo, intanto l'errore per l'Amazzone finlandese, 4 penalità, un peccato davvero. Non abbiamo lasciato il segno, dicevamo, il miglior risultato ottenuto è il secondo posto proprio di Luca Maria Moneta nella tappa di Verona, l'unica tappa italiana di questa World Cup. Dopo Magliu Mallat tocca a un altro cavaliere di grande esperienza per l'Olanda e sarà certamente accolto da applausi sostenuti. Jeroen Dubledam monta Quality Time, un cavallo di 11 anni di origine tedesca, un Holsteiner, mentre vedete che nell'entourage finlandese c'è rammarico per quell'errore arrivato proprio in conclusione di percorso. Eccolo sul suo bel grigio, Jeroen Dubledam, che ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera a Sydney nel 2000, per lui la vittoria della medaglia d'oro individuale. Non ha cominciato bene Dubledam, già un errore in inizio di tracciato. Per ora qualificati in 3: Molin Barriard, David Ville, Ludo Philipp Paerts. Ora Jeroen Dubledam con già un fardello di 4 penalità. Dubledam che era stato il primo dei vincitori siglando la tappa iniziale, quella di Oslo, però nell'occasione montava la potente Utascia. Otto penalità per l'olandese, tanti gli olandesi iscritti. Ultimo a scendere in campo nel percorso base Gerko Schröder con New Orleans. Fase ultima del percorso, errore anche su questo verticale di barriere, prestazione decisamente opaca per Jeroen Dubledam, che conclude con 12 penalità in sella al suo grigio. Abbiamo detto della vittoria a Oslo dell'inquadrato Dubledam, riepiloghiamo quanto successo fin qui. Nella tappa di Helsinki, il successo di Roger Boss, Francia, con Castle-Forbes Millsteel-Paulois. Terza tappa Lione, a bersaglio l'elvetico Pius Schwitzer con Verdi. Quarta tappa Verona, l'attuale leader della classifica, lo spagnolo Sergio Álvarez Moya con Zipper davanti a Luca Maria Moneta e Neptune Bercourt. Quinta tappa Stoccarda, mentre intanto è inquadrato il prossimo concorrente, si tratta del norvegese Geir Gulliksen. Quinta tappa Stoccarda, a bersaglio Kevin Stowe, Francia, con Silvana. Nella sesta frazione Ginevra, il sigillo dell'australiana Edwina Tops-Alexander con Sevo Ito du Château. Settima tappa Londra, il risalto per Mark Utzager, Olanda, con Stereof Tamino. Poi ottava tappa Mechelen in Belgio, hanno vinto Henrik von Eckermann e Gotha per la Svezia. Nona tappa Lipsia, non poteva mancare
la stoccata del tedesco Christian Allmann con il fido Talubé Z, poi Zurigo, decima tappa, Luciana Diniz in sella a Lennox, l'undicesima tappa, ancora Francia, Bordeaux, si è imposto il tedesco Hans-Dieter Drecher con Magnus Romeo, ed ora la tappa conclusiva, quella di 's-Hertogenbosch, per chiarire i dubbi rimanenti. Vi ricordo che in testa alla classifica provvisoria c'è lo spagnolo Sergio Alvarez Moya con 75 punti, a quota 72 il tedesco Christian Allmann, poi in terza posizione l'elvetico Pius Schwitzer con 70. Intanto sono 4 le penalità per un delusissimo Geir Gulliksen che ha sfiorato l'impresa per poco, non è riuscito a entrare in barrage. In quarta posizione attualmente il francese Kevin Stowe con 69 punti, poi Luciana Diniz, Dennis Lynch, Eric von Eckermann, Jens Fredriksson, Penelope Prévost, Roger Ilbost, questi i primi 10. Per il momento in 18ª posizione è Edwina Alexander, che precede proprio Gerko Schröder e Jeroen Dublegam. Dopo Geir Gulliksen è la volta dell'amazzone belga Judy Ann Melchior, che monta As Cold as Ice, una femmina dal mantello grigio di 11 anni che deve essere sollecitata nella parte iniziale del percorso dalla sua esile, grintosa amazzone. Prendiamo conoscenza anche del tracciato ideato da Louis Koenigs. Si parte con un Oxer, poi verticale, quindi la triplice, un altro dritto al numero 5, un Oxer 1,50 per 1,60, poi il verticale che immette alla doppia gabbia, Oxer verticale, Oxer in uscita, girata a mano sinistra per un altro dritto, poi Oxer numero 9 al 10, un verticale, quindi la seconda combinazione gabbia verticale su fosso Oxer, affrontata adesso da Judy Ann Melchior, poi al numero 12 un altro Oxer, la chiusura con il verticale di barriere. E sono 4 le penalità per l'amazzone belga, un solo errore, percorso tutt'altro che disprezzabile per lei, e ci sono carezze meritate anche per As Cold as Ice. La regia olandese ci ripropone ancora una fase rallentata del percorso di Judy Ann Melchior, mentre dovrebbe essere già pronta per la svizzera Jannica Sprünger con Palubé Dalong, un cavallo Celle Français di 10 anni, figlio di Balubé de Rouet, il sauro che ha regalato al brasiliano Rodrigo Pessoa 3 vittorie consecutive in finali di Coppa del Mondo che nella scorsa edizione ha visto il successo dello statunitense Rich Fellers. Inquadratura ravvicinata per Jannica Sprünger, nata nel maggio del 1987. A livello Young Riders ha vinto 2 volte la medaglia d'oro con la squadra, e dopo una carriera giovanile importante ha ottenuto anche risultati discreti di fronte all'eccellenza di questa disciplina. Ancora qualche istante e poi potrà prendere il via Jannica Sprünger con Palubé Dalong. Si controlla ancora, credo, l'elemento d'uscita della doppia gabbia, mentre vedete che l'ostacolo che ha comportato più difficoltà è proprio il verticale numero 13, quello conclusivo, intanto per le dimensioni del verticale stesso e poi perché arriva ovviamente alla fine
del tracciato quando comincia ad accumularsi anche un po' di stanchezza. Jannica Sprünger, Svizzera. Ci sono in questa Lega dell'Europa occidentale anche nomi eccellenti, ancora in lotta per entrare in finale, oppure addirittura che hanno già abbandonato i sogni di gloria dopo una stagione infelice. Tante le conferme in queste precedenti 11 tappe, ma anche diverse delusioni. Intanto 2 gli errori consecutivi per Jannica Sprünger, che ha sbagliato nettamente il tempo su quella combinazione, 8 penalità, e adesso sembra aver ripreso il suo cammino regolare. Seconda combinazione, superata la gabbia, Oxer, manca ancora il verticale di barriere da non sottovalutare come detto, però mette giudizio Palube Dalong. Peccato davvero, un unico istante di imbarazzo che ha portato a 2 errori, per il resto un percorso più che onesto, 8 penalità. Anche qui vediamo il superamento delle tavole, bene anche su questo Oxer, e probabilmente adesso sarà il momento dei 2 errori, elemento intermedio della doppia gabbia, errore inevitabile anche in uscita. 8 penalità per l'Amazzone svizzera. Ora per la Francia, Simon Delestre monta Valentino Velvet, altro binomio discretamente affiatato. Valentino Velvet è uno stallone di 11 anni, di origine olandese. Primo francese in classifica fin qui, Kevin Stowe, poi in 9ª posizione Pénélope Léprevaux, al 10° posto c'è Roger Yves Bost, più indietro, decisamente più indietro, Simon Delestre, che è 35esimo, ha raccolto soltanto 16 punti. E sarà difficile per lui arrotondare il proprio bottino. È arrivato anche un errore che lo taglia fuori dal barrage decisivo, per il quale si sono qualificati al momento in 3: Molin Barriard, Svezia; David Phil, Germania; Ludo Philipp Paers, Belgio. E conclude con quell'unico errore, 4 penalità. Dommage, peccato. 4 le penalità per Simon Delestre e Valentino Velvet. Anche per lui una parte rallentata del percorso, mentre dovrebbe essere già pronto uno dei protagonisti assoluti di questa disciplina, il testimonial per eccellenza del salto ostacoli, il tedesco Ludger Beerbaum, che monta Zinedine, una delle sue ultime creazioni, questo sauro di soli 9 anni, di origine olandese, che sta cercando di portare alla giusta maturazione. Ha già ottenuto risultati importanti sotto la sella di questo fuoriclasse nato nell'agosto del 1963, presente nell'Albo d'Oro di tutte le manifestazioni più importanti. Ricordiamo naturalmente il suo splendido oro individuale all'Olimpiade di Barcellona nel 1992. Con grande pazienza, oltre che con mestiere, Ludger sta cercando di plasmare, vedete inquadrato intanto Otto Becker, Ludger Beerbaum sta cercando di plasmare la personalità di questo Zinedine, che migliora concorso dopo concorso.
una fucina inesauribile di campioni, la scuola di Ludger Beerbaum, tanti saltatori importanti sotto la sua sella nel corso dei decenni, e anche in questa circostanza non vuole deludere il pubblico olandese. Ovunque va Ludger riceve applausi sinceri. Ancora un ostacolo, il verticale, stupendo percorso, ma attenzione, l'imprecazione da parte di Otto Becker, perché c'è un'infrazione sul tempo, superato il tempo accordato dallo chef de piste Luis Koenigs, dunque non farà parte del numero degli eletti del barrage Ludger Beerbaum. Ci sono carezze per Zinedine, che comunque ha completato un percorso stupendo, un po' troppo lento, forse un'ingenuità da parte di Ludger Beerbaum, ma più probabilmente il campione tedesco non ha voluto forzare, non vuole esagerare, vuole portare gradatamente alla miglior condizione, al miglior grado di competitività questo cavallo relativamente giovane. Ci saranno altre occasioni per imporsi all'attenzione internazionale. Comunque sta crescendo questo binomio, non poteva essere altrimenti. Adesso per l'Australia Edwin Alexander, che monta Savoy du Château, già a bersaglio in una tappa quest'anno, o meglio in questa edizione della Coppa del Mondo, splendida nel Champion Global Tour, Amazzone di Sydney, che ormai da tanti anni vive e lavora nel vecchio continente, ben piazzata in classifica, è 18ª, ma ecco Jan Tops intanto inquadrato, lascerà il posto a un altro europeo. Lei sarà qualificata per l'Oceania. Dunque speranze anche per chi arriverà al 19° posto, e poi magari qualcuno dei qualificati dovrà rinunciare all'ultimo momento, quindi fino all'ultimo anche chi veleggia intorno alla 20ª posizione ha un minimo di speranza di disputare la finale di Göteborg. La grande grinta di Edwin Alexander, che sta attraversando veramente un periodo aureo, lei che è nata nel 1974 e va a mettere in carniere un altro percorso netto, ancora una volta all'altezza della situazione. Savoy du Château, che si qualifica, quarto binomio qualificato. Edwina Alexander, che ricordiamo nel tempio di Aachen nel 2006 ha sfiorato il podio individuale del campionato del mondo, quarto posto in sella a Pia Lotta. La regia non può riproporre errori perché non ce ne sono stati. Da applausi, veramente da applausi, il percorso di Edwina Alexander. Per ora dunque qualificati 2 cavalieri e 2 amazzoni: Molin Bariard, David Phil, Ludo Philip Paerts ed Edwina Alexander. E tutto questo è stato ricordato anche dalla grafica puntuale. Adesso per l'Olanda il giovane Michael van der Vleuten, che monta Verdi, cavallo dai mezzi eccellenti, cavallo da Kidam de Revel di 11 anni, di origine olandese, che ha dimostrato di potersi esprimere compiutamente a questi livelli in diverse occasioni. Vediamo come andrà oggi a Michael van der Vleuten. Bene sulla triplice, ora la tavola sfiorata, superata però con un pizzico di fortuna, un altro Oxer, concentratissimo Erik van der Vleuten. Michael invece è uscito indenne dalla doppia gabbia. Bene su questo verticale. Scuote la testa, in effetti
un errore su uno degli ostacoli più semplici. D'altronde i direttori di campo amano distribuire le difficoltà un po' ovunque, non c'è un tratto molto più semplice degli altri. Pesano queste 4 penalità sulla prestazione di Michael van der Vleuten, che finisce il suo pomeriggio a 's-Hertogenbosch con 4 penalità. Vedremo in sequenza ora un altro binomio per l'Olanda, quello composto da Jur Rilling e da Boubalou. Un errore per Michael van der Vleuten. Ora Jur Rilling, cavaliere nato nel luglio del 1969, ha fatto parte della squadra che all'Olimpiade di Londra ha ottenuto la medaglia d'argento proprio con questo cavallo. Nel 2012 è stato campione nazionale, dunque cavaliere di buona esperienza, che fra l'altro può vantare una condizione al top da parte del suo saltatore, questo Boubalou, che è un cavallo di 13 anni, un altro rampollo di Baloubet de Rouet. Questo cavallo fa apparire semplici cose che non lo sono affatto. Per ora è un percorso da incorniciare, guardate la plasticità con cui è uscito da questa doppia gabbia, nessuna difficoltà apparente, molto concentrato il cavaliere olandese di fronte al proprio pubblico, mano molto leggera, la gabbia, ancora un Oxer e un verticale per venire a casa e qualificarsi. Di gran carriera, forse si era accorto di essere ai limiti del tempo accordato Jur Rilling, non ci sono sanzioni cronometriche, percorso netto nel tempo per Boubalou, quinto binomio qualificato. Ed è il primo binomio di casa a qualificarsi. Non poteva mancare un olandese a 's-Hertogenbosch. Jur Rilling e Boubalou si qualificano. Adesso il campione olimpico individuale, lo svizzero Steve Gerda, che monta a Nasa una femmina Selle Français dal mantello grigio di 12 anni. Steve Gerda, nato nel 1982 a Basse-Cour, il cavaliere svizzero ha incantato il mondo vincendo l'oro a 5 cerchi con il fantastico Nino de Buissonnet. Nell'Olimpiade precedente, quella pechinese, ancora sul podio, questa volta nella gara a squadre con il bronzo ottenuto in sella a Jallis Cassolier. Steve Gerda attualmente è in 14ª posizione con 44 punti, dunque al riparo da ogni sorpresa, qualificato abbondantemente per la finale. E certamente l'obiettivo di tutti i cavalieri è di arrivare all'appuntamento di Göteborg, intanto errore sull'elemento intermedio della doppia gabbia, con i propri saltatori numeri 1 all'apice della condizione. Magari chi è già qualificato dà un po' di riposo ai suoi migliori saltatori, concedendo spazio ai rincalzi, anche se si tratta sempre di
riserve di lusso, e direi che anche NASA si è comportata abbastanza bene. Un errore sul percorso poi replicato sull'ultimo ostacolo, 2 errori onesti, 8 penalità, però il pubblico di 's-Hertogenbosch non potrà applaudire in barrage il campione olimpico in carica. Dopo Steve Gerda, altri 2 olandesi, vedremo nell'ordine Harry Smolders e Mark Utsager. Per entrambi grande esperienza, dunque cominciamo con Harry Smolders che monta Equus Valnud de Meuse, cavallo di 14 anni da Nabab de Rev, cavallo di origine belga. Harry Smolders è nato nel 1980. Con questo cavallo ha partecipato ai campionati del mondo del 2010 a Lexington, per la verità non ottenendo risultati di rilievo, presente anche agli europei di Windsor, 4º posto con la squadra. Subito un'esitazione, ma non c'è stato errore. Errore che invece è arrivato su questo largo, affrontato in malo modo, ora deve recuperare la giusta rotta di crociera Smolders per non compromettere definitivamente il suo percorso. Ha già detto addio alla possibilità di disputare l'episodio conclusivo di questa categoria mista. Vi ricordo che è la 12ª ultima tappa della Lega dell'Europa occidentale della Coppa del Mondo di salto ostacoli. Vi ricordo anche che l'unico binomio azzurro in gara, quello composto da Juan Carlos Garcia e Prince de la Mar, è uscito dal campo con 16 penalità, invece sono 4 quelle di Harry Smolders. Rimane isolato dunque quell'errore che abbiamo visto e che probabilmente rivedremo grazie alla regia olandese. Harry Smolders, Equus Valnud de Meuse. Mentre si sta preparando il connazionale Mark Utsager. Ecco il replay dell'errore di Smolders su questo Ox. Mark Utsager monta Sterhof UPT, cavallo sauro di 12 anni, allevato in Olanda. Questo è un cavaliere vincente, spesso a bersaglio, solitamente molto freddo. Vediamo se sarà il secondo olandese qualificato qui a 's-Hertogenbosch. Ha già il passaporto per il barrage conclusivo Jur Vrilling con Bubalu. Bellissimo il primo piano intanto per Sterhof UPT. Mark Utsager. Primo quarto del tracciato senza alcuna difficoltà, momento critico con la doppia gabbia, rispettati in pieno i tempi da Utsager che ne esce senza errori.
buona rilevazione anche di fronte a quel verticale, superato poi l'Oxer, ancora un verticale di barriere in bianco e blu, la gabbia, verticale su fosso, Oxer, un altro largo e poi l'ultimo dritto prima di ultimare il percorso, ed è un percorso netto, ancora una volta gli applausi del pubblico, il secondo olandese qualificato. Si tratta di Mark Utsager dopo Jur Rilling, perfetto sugli ostacoli, Sterhoff Uppiti. La felicità di Mark Utsager che saluta il pubblico di 's-Hertogenbosch. Nummer 6 zetten jump op, zesde combinatie, tweede Nederlander in de barrage. Deze Riapprezziamo la bella performance di questo Sauro, mentre è già pronto per la Germania Marco Kutscher con Spartacus, stallone annoverano di 10 anni. Anche per Marco Kutscher è tempo di rinnovare il proprio parco saltatori, cavaliere nato nel 1975 che nel 2005 a San Patrignano ha ottenuto 2 medaglie d'oro ai campionati europei in sella Montender, sia a livello individuale che con la squadra. 2 bronzi all'Olimpiadi di Atene, individuale a squadre, sempre con Montender. È stato anche campione nazionale nel 2003, ha cominciato però nel peggiore dei modi, uno dei migliori cavalieri del circuito internazionale, sta vivendo una fase di transizione fra i grandi cavalli del passato e quelli che ancora non si sono espressi al meglio, dunque periodo di luci ed ombre per Marco Kutscher, che sembra intenzionato a ritirarsi. Probabilmente o non è giornata o ancora siamo lontani da questi livelli per Spartacus, perplesso anche Otto Becker. Conoscendo la serietà dei tedeschi e quanto tengano a questa disciplina, certamente ci sarà un bel dibattito. Marco Kutscher darà le sue spiegazioni sulla prestazione appena abbozzata, direi, da parte di Spartacus, costretto al ritiro dopo aver già commesso 2 errori. Però la Germania ha di che consolarsi, perché sono tante le frecce all'arco tedesco. Adesso tocca a Marcus Henning, sempre pensieroso, Otto Becker, responsabile per la federazione tedesca. Ora seguirà il percorso di Marcus Henning e Copain van der Broey, cavallo di 11 anni da Darco. Henning, nato nell'aprile del 1974, è uno dei signori Coppa del Mondo, infatti ha già ottenuto 3 vittorie in finali di questa manifestazione con 3 cavalli diversi: Anca, Sandro Boi e Plo Bleu. Prima vittoria nel 2003, poi nel 2006, ancora a bersaglio nel 2010 a Ginevra. Medaglia d'oro con la squadra all'Olimpiade di Sydney. In quella circostanza montava For Pleasure. Se non il migliore in circolazione al momento, certamente uno dei primi 5 cavalieri del panorama internazionale. Una parola: semplicità. Guardate come accompagna il proprio cavallo senza minimamente recargli fastidio. Ultimo verticale, si qualifica
Anche Marcus Henning questa volta è soddisfatto. Otto Becker si qualifica, Copen van der Broey è il settimo qualificato. Dunque vedremo in barrage Molin Barriard, Svezia, David Will, Germania, Ludo Philip Pires, Belgio, Edwin Alexander, Australia, Jur Rilling, Olanda, l'altro olandese Mark Zager. Lo abbiamo appena seguito il tedesco Marcus Henning. Adesso un cavaliere che all'Olimpiade di Londra si è comportato davvero bene, si tratta del britannico Scott Brash, che monta Hello Intertoy Z, non ha Elo Santos in questa circostanza, che è il suo miglior cavallo, monta questo castrone di 14 anni, Scott Brash. Per ora 7 qualificati su 29 concorrenti, in tutto 38 al percorso base. Prende un po' di brio a cominciare dalla triplice, aveva cominciato in modo piuttosto sonnolento e c'è da rispettare anche il tempo accordato dal direttore di campo. L'unico particolare trascurato da Ludger Beerbaum, autore di un percorso senza errori. Invece non sarà netto quello di Scott Brash, che ha commesso il suo primo errore e il tracciato propone ancora delle difficoltà, a partire dalla gabbia in bianco e azzurro. Errore sull'elemento d'ingresso, errore anche sul penultimo Oxer, percorso da dimenticare per Scott Brash e per Hello Intertoy. 12 le penalità per Scott Brash. La regia ora può sbizzarrirsi e proporre uno degli errori. Questo è quello commesso sulla doppia gabbia, altra combinazioni fatali per Scott Brash, che lascia il testimone al francese Kevin Stowe. Monta Silvana, una femmina dal mantello grigio di 14 anni, di origine olandese, davvero una buona cavalla, fisico statuario. Kevin Stowe è attualmente in quarta posizione, ha già accumulato 69 punti, cavaliere nato nel 1980, abbiamo già ricordato la sua medaglia d'oro al campionato europeo del 2009 a Windsor con Crack Boom, però c'è già in bacheca un argento a squadre ai mondiali di Lexington proprio con Silvana. Non è andata benissimo a Kevin ai giochi di Londra, comunque sarà uno dei protagonisti più attesi nella finale di Göteborg. Soffre nel clan francese, doppia gabbia per Kevin Stowe, senza errori. Segmento intermedio del tracciato e poi la chiusura con una dirittura che ormai conosciamo a memoria, con gabbia, Oxer e verticale di barriere. Si sbilancia un po' Silvana, però rimane in traiettoria per affrontare nel migliore dei modi l'ultimo dritto. Si qualifica Kevin Stowe, ottavo qualificato in sella a Silvana, anche un francese qualificato,
2 per ora i tedeschi e 2 anche gli olandesi che però potranno contare anche sul talento di Gerko Schröder, che concluderà il percorso base. Intanto rivediamo l'ultima dirittura da parte di Silvana e Kevin Stowe. Ora una Mazzone elegante e competitiva per il Portogallo. Luciana Diniz, nata in realtà in Brasile, monta Winning Mood, stallone di origine belga dal mantello grigio, da D'Arco, 14enne. Luciana Diniz invece è nata nel 1970, ha sfiorato il podio della Coppa del Mondo nel 2010 a Ginevra proprio con Winning Mood, giungendo quarta, non senza recriminazioni. Comunque per lei l'inizio di stagione è davvero ottimo, è in quinta posizione, avendo già raggranellato 61 punti. Davanti a lei soltanto Sergio Alvarez Moya, Christian Allman, Pius Schwitzer e Kevin Stowe, che abbiamo appena visto accedere al barrage. Luciana Diniz, Winning Mood. Errore sull'elemento intermedio della doppia gabbia, un errore che ci sta, uno dei momenti più delicati dell'intero tracciato, forse è mancata un po' di pressione dopo il primo salto. Conclude la brava amazzone portoghese in sella a Winning Mood con un solo errore, 4 penalità, sempre regolare comunque il comportamento di questo binomio. Impietosamente la regia ci ripropone questo errore sull'elemento intermedio della doppia gabbia in verde e oro. E adesso toccherà al campione europeo individuale, lo svedese Rolf-Göran Bengtsson, classe 1962, il cavaliere nato a Lund. Ha messo in carniere anche altri risultati importanti, ricordiamo la medaglia d'argento individuale alle Olimpiadi di Pechino, per meglio dire Hong Kong, che è stata la sede delle prove equestri di quella edizione dei giochi. Altro cavaliere di ghiaccio, non soltanto perché viene dalla Svezia, questa sarebbe una banalità, però è davvero notevole la freddezza con cui Rolf-Göran Bengtsson ormai da diverse stagioni affronta ogni tipo di percorso con diversi cavalli e sempre con ottimi risultati. Nella circostanza monta Quintero La Silla, uno stallone Holsteiner, dunque allevato in Germania, nato nel 1998. Un po' caracollante la sua andatura nei primi tempi di galoppo, adesso è richiamato al dovere. Cavallo che ha un modo un po' particolare di saltare, però solitamente molto efficace. Superato anche il verticale. Gabbia. Oxer, penultimo ostacolo. Verticale di barriere conclusivo, e anche Rolf-Göran Bengtsson cade nella trappola dell'ostacolo numero 13. Non sa darci pace il campione europeo, pensava ormai di avere in tasca la qualificazione per il barrage, ora sta rivedendo il film della parte conclusiva del percorso, sembra non tradire emozioni, però
sotto sotto è molto molto deluso. Sì, raramente lo abbiamo visto così contrariato, probabilmente perché si addossa la responsabilità di quell'errore, non è assolutamente contento, di solito anche di fronte a percorsi non proprio eccellenti lo svedese non tradisce emozione, invece in questa circostanza l'abbiamo visto davvero deluso e contrariato. Aveva lasciato alle spalle il maggior numero di difficoltà superate senza affanni, errore proprio sull'ostacolo, eccolo, che ricorda i colori della bandiera olandese. 4 penalità per Rolf Göran Bengtsson che esce dai giochi. Altro cavaliere candidato al podio della finale di questa Coppa del Mondo, si tratta del tedesco Christian Allmann, in turno di riposo, intanto vedete Julian Melchior inquadrata. Christian Allmann da un turno di riposo dei suoi migliori cavalli monta Little Lady Z, una femmina noverana di 12 anni da Granus. Christian Allmann che ha già vinto nel 2011 la Coppa del Mondo grazie a Talube Z, la finale si era svolta a Lipsia. Uno dei cavalieri più in forma delle ultime stagioni, Christian Allmann. L'errore, qualificati fin qui per la Germania, Markus Henning e il giovane David Phil. Christian Allmann era l'ultimo tedesco in gara, dunque avremo due portacolori rappresentanti tedeschi in barrage. Fuori gioco anche Christian Allmann. Ora toccherà alla francese Pénélope Léprevaux con Nayana. Comunque ci sono carezze per Little Lady Z. Christian Allmann sa di poter andare lontano anche in questa edizione della World Cup, quando spolvererà nuovamente i suoi cavalli migliori. Pénélope adesso. Amazon è nata nell'agosto del 1980, argento ai mondiali di Lexington con la squadra in sella Milord Cartago. Per lei stagione un po' altalenante, alti e bassi. Alla ricerca di un successo pieno. Triplice. Nayana è una femmina di 12 anni, Charles Français. Dopo 2 esitazioni arriva